Buona giornata, ben ritornati in nostra compagnia. Siamo in diretta e dedichiamo questo capitolo in collaborazione con la Confcommercio di Venezia a degustare, imparare a degustare, ad assaporare al meglio il nostro territorio e quindi sapori, profumi, aromi di una tradizione enogastronomica straordinaria abbinati alla conoscenza del territorio, supportati naturalmente dagli esperti del settore. È un percorso che abbiamo incominciato proprio in collaborazione con Confcommercio Unione Venezia da un po' di tempo. Sappiamo che riscuote in questa fascia oraria in modo particolare molto consenso da parte vostra, che tanti telespettatori sono interessati a capire di che cosa si tratta, a sapere le origini anche di certi prodotti, e ci sono anche tante belle iniziative che vogliono spingere ad andare oltre l'abitudinarietà, oltre al solito posto tra virgolette. Ma come conoscere meglio questo? Beh, abbiamo i nostri esperti, quindi ben arrivato, ben ritornato Francesco Antoni, che ormai è protagonista dei nostri appuntamenti, che è il vice direttore provinciale Confcommercio Unione Venezia. Grazie di essere qui con noi. Senza nulla togliere alla signora, ma ben ritornata, era un po' di tempo che era assente invece Noemi Simonini, direttore mandamentale Confcommercio Portogruaro Bibbione Caorle, località turistiche per eccellenza del Veneto orientale. Grazie. E adesso l'attenzione puntata sui maestri chef del territorio, e quindi abbiamo accanto a me Luigi Zanco, referente gruppo ristoratori Confcommercio Ristolemene, nonché chef di un ristorante, un ristoratore, insomma. Grazie anche a lei di essere qui con noi. E poi abbiamo Alberto Benatelli, membro gruppo ristoratori Confcommercio Ristolemene, nonché chef ristoratore anche lei. Buongiorno. E possiamo dire abbiamo junior e senior, e quindi anche qui possiamo fare una differenza, tradizione e innovazione, perché poi ci sarà sempre anche questo tipo di binomio. Un'iniziativa importante, scopriamo il territorio, ma lo scopriamo attraverso i sapori del territorio, e io direi, siccome abbiamo fatto due chiacchiere insieme al nostro ospite qui, anche la storia delle tradizioni del territorio, no? Sì, sicuramente. Ristolemene è un'iniziativa che nasce sotto l'ala protettiva di Confcommercio Portogruaro Bibbione Caorle e nasce per valorizzare e riscoprire i prodotti tipici del territorio del portogruarese, che è un territorio naturalmente dedito all'offerta turistica per, appunto, come dicevi giustamente tu, un territorio che è ubicato un po' al margine da una parte il mare, da una parte il Trevigiano, dall'altra anche delle inflessioni friulane, e questo si riflette fortemente sulla cucina locale, che quindi è un po' un ibrido, riesce a prendere il meglio delle varie contaminazioni che le arrivano, il compito dei nostri chef è proprio quello di riscoprire il territorio esaltandone le peculiarità e possibilmente tradurlo in una chiave anche un po' moderna e sempre diversa. Quella del Ristolemene una scelta nata 6 anni fa, quella di creare un marchio che identifichi proprio questo percorso, questo circuito enogastronomico che connota tutta l'area compresa tra i due fiumi Livenza e Tagliamento, e un gruppo di ristoratori insieme a noi di Confcommercio ha deciso di sposare questa filosofia e mettere in campo tutta una serie di iniziative volte appunto a da un lato promuovere il territorio in senso assoluto, quindi non solo le tipicità enogastronomiche, vino, cibo, ma anche riscoprirle in un'ottica di valorizzazione della storia, della cultura, delle terre dove questi cibi e questi vini nascono. Tutto in armonia con la natura, col paesaggio, in una filosofia di un territorio che riscopre e esalta se stesso. Valorizzazione, dare un valore aggiunto, diciamo così, anche all'ambito della ristorazione a questo punto, perché sostanzialmente poi l'associazione di categoria mira a far questo. In questo periodo poi, vabbè, siamo sul pezzo, siamo in diretta, per cui si sta organizzando una manifestazione anche importante. Ecco, qui magari forse la parte politica giocatevela voi, però è importante anche ricordarlo ai nostri telespettatori che ci hanno anche scritto perché volevano avere informazioni, c'è scritto su tutti i giornali comunque, per far sentire la vostra voce di categoria in un momento di particolare difficoltà, e in un momento come questo dire puntiamo anche al turismo, un turismo che possa essere sostenibile, un turismo di qualità, un turismo che dovrebbe aumentare invece che diminuire, come sono purtroppo i dati che ci sono arrivati a livello nazionale,
nazionale, puntando anche sull'Expo del prossimo anno. Sì. E quindi tutto questo serve a fare sistema, no? Da questo punto di vista Ristolemene è un esempio perfetto di fare sistema, perché è proprio un esempio di tanti piccoli fili che insieme si uniscono e intrecciano una maglia, che appunto cercano di collaborare tra loro per creare qualcosa che non è la somma dei singoli, ma è qualcosa a un livello superiore, qualcosa che è l'associazione stessa, e questo è un po' il senso che dovrebbe avere ogni associazione di categoria. Questa lettura vogliamo riportarla anche nella manifestazione di domani. Io parlo per il mio mandamento, ma insomma qui c'è un degno rappresentante dell'Unione Provinciale, il coro è unanime, noi andiamo a Roma per esprimere la nostra indignazione, per ribadire il fatto che noi sul territorio ci siamo, lo viviamo e viviamo l'insicurezza, l'incertezza in cui versano tutti i nostri imprenditori, che non hanno nessun aiuto da parte delle istituzioni alle quali chiedono ascolto. Questo appunto mi sento di dire, ribadendo il fatto che per un imprenditore chiudere la propria attività, perdere, tra virgolette, o impegnare in base ai punti di vista una giornata del proprio lavoro per andare a manifestare le proprie difficoltà è qualcosa che è impegnativo, proprio anche dal punto di vista economico, perché sono ore che sottrae la propria attività, quindi per noi è un segnale forte che intendiamo dare e dire ci siamo anche noi. E soprattutto un supporto anche di carattere economico che deve a questo punto arrivare concretamente dal governo, proprio per incentivare anche queste forme di turismo. Sicuramente la ristorazione, come abbiamo già avuto modo di dire, è una parte importante, determinante del turismo del nostro territorio. Il nostro territorio che ha questo grandissimo patrimonio fatto di prodotti, ma anche fatto di veramente risorse umane che con passione, come i nostri ristoratori poi ci racconteranno, ogni giorno valorizzano questo patrimonio immenso e ne fanno veramente una cosa unica non solo nel Veneto ma in tutta Europa. Noi sappiamo benissimo che i nostri ospiti vengono qui per il nostro mare, vengono qui per le nostre spiagge, ma vengono qui anche per assaggiare i veri sapori della nostra cucina, così come sono sapientemente preparati. Quindi assolutamente Confcommercio è da sempre vicina a questa, in particolar modo ai pubblici esercizi e ai nostri ristoratori, perché fanno parte del nostro immenso patrimonio che purtroppo in questo momento sta soffrendo come tanti altri settori. Assolutamente. Allora passiamo anche ai nostri ospiti, poi torneremo naturalmente anche alla presentazione delle iniziative. Qui accanto a me, magari voi adesso da casa intravedete una mela, però in realtà c'è un tavolo imbandito straordinario. E allora vorrei che voi mi descrivesse che cosa è il ben di Dio che è qui esposto. Vuole farlo lei? Sì, molto velocemente abbiamo portato via una serie di prodotti, non tutti chiaramente, che contraddistinguono il territorio di Ristolemene, che va dai monti al mare, passa attraverso degli orti e una pianura, ed è attraversato dal fiume Lemene, che è un fiume storico perché attraversa le città medievale e rinascimentale, soprattutto di Portogruaro con i suoi palazzetti rinascimentali, e la vecchia Concordia Sagittaria, che è una città fondata da Cesare Ottaviano Augusto. Per cui abbiamo portato via praticamente i prodotti del mare. Siamo partiti dal moscardino di Caorle, che non è il polpo verace vero e proprio, è un moscardino piccolino, si chiama moscardino proprio perché appena pescato ha un leggero sentore di muschio o di alghe tipo muschiate. C'è il canestrello sempre di Caorle, e partiamo dal mare per venire indietro, le capelungo, i canolicchi, dette dalle nostre parti soprattutto cappe da deo, nel senso che si prendono con il dito. Io mi ricordo quando ero bambino... Non con un filo, un pezzo di ferro? No, perché con il filo si fanno morire. Ora che si portano a casa e restano piene di sabbia, e portandole a casa poi le cuciniamo da già morte, mentre la cappa da deo andrebbe presa o con il dito oppure con un piccolo badile a tirarle su, eccetera. Poi si mettono in ammollo nell'acqua, possibilmente sempre di mare, in modo che finiscano di spurgare, e poi si cucinano. Poi ci sono le famose pevarasse sempre di Caorle, il canestrello bianco, la canocchia
e abbiamo portato via anche un pesce un po' strano che non è tipico del Mediterraneo, anzi non esiste in Mediterraneo come non esisteva il Gadus moro, ovvero sia il baccalà, e sarebbe la ringa. E Concordia ha una Infatti lunga, qua abbiamo una ringa, ecco. Concordia Come ha una mai? lunga tradizione da questo punto di vista qua. Io ho una leggenda, leggendo gli appunti di mia madre, che aveva fondato una società di storia, Ruffino Turanio, lì a Concordia, insieme con degli amici, eccetera. Ho degli appunti che parlano di una leggenda un po' strana, una piccola curiosità. Sembra che Aiuto intanto la regia a vedere se riesce ad inquadrare, la giro un po', vediamo se riescono a farla inquadrare. Tanto si racconti pure. Sì, narra la leggenda che un centurione che tornava dalle campagne della Britannia sotto Giulio Cesare si fermava con il suo cavallo, si fermava nella stazione di posta lungo la via Annia di Concordia Sagittaria, e da sotto la sella tirava fuori un sacchetto di sale e 3 aringhe. A quei tempi erano solo conservate sotto sale, che era l'unico modo per conservarle. E da lì nasce la leggenda della ringa a Concordia Sagittaria, per cui stiamo parlando di quasi 2000 anni di storia di questo strano pesce. Questa è sottosale, questa qui? Allora, ci sono 3 modi. Il più primordiale viene addirittura dalle storie degli egiziani, dall'Egitto. Si conserva il pesce veniva conservato sottosale, perché la ringa ha una particolarità molto specifica. Dopo le 36-48 ore comincia già ad andare in putrescenza, ma soprattutto ha una carne molto debole, ma soprattutto ha sempre avuto, e qui andiamo a toccare delle corde che attraverso i corsi HCCP che facciamo in Concommercio, in Ascom, eccetera, ci vengono spiegati molto bene. Ha dentro il famoso anisakis. Sì, è quello, una volta che il pesce è morto, si introduce nelle carni e non può più essere mangiato. Allora loro, per eliminare questo problema, le portavano in spiaggia dalle barche e le coprivano con il sale, e venivano fatte essiccare sotto sale. Chiaramente avevano dei grossi problemi dal punto di vista organolettico, cioè non erano il massimo del gusto e della faccenda. Con i cavalli non arrivavano dalle spiagge di Yorktown e le altre spiagge verso i mari del nord, dove venivano pescati davanti all'Inghilterra, non arrivavano fino a Westminster o a Londra a portarle, perché il viaggio era troppo lungo. Per cui prima le salavano sotto sale, poi all'inizio neanche non le evisceravano, poi avevano cominciato a eviscerarle, ed era un lavoro delle donne e dei bambini, un lavoro incredibile, e naturalmente con le condizioni igieniche che c'erano una volta, eccetera. Poi sempre gli inglesi hanno scoperto che potevano, per dare un po' di gusto a questa carne un po' strana, che poi continuerò il discorso, non è così strana, e dopo lo spiegherò perché. Hanno cominciato ad affumicarle in una specie di capanni di legno, dove facevano fumo e fuoco con della torba, perché a quei tempi chi rubava un pezzo di legno nelle foreste dei re veniva eliminato, quindi non potevano affumicare con legni buoni, eccetera. E questo era il secondo metodo di conservazione, l'affumicatura. Il terzo metodo, più avanti, poi scoperto dagli olandesi, eccetera, è una salamoia, un po' di acqua e un po' di sale. E queste sono quelle che normalmente troviamo in commercio. Chiaramente noi di Concordia, Attiini, nel senso che è passato Attila a Concordia, era distrutta, e abbiamo conservato un po' di questo spirito strano degli Unni che sono venuti a Concordia, cerchiamo di lavorarla nella maniera più originale e più vecchia possibile. Io voglio chiedere un attimo, forse abbiamo una telefonata in linea, chiedo conferma dalla regia. Pronto? Pronto? Buongiorno signora Sì, Elena. buongiorno, da dove chiama? Provincia di Padova. Dica. Austro-Ungarico. Ho capito. Come Concordia Sagittaria. Come gli egiziani, perché noi abbiamo imparato dagli egiziani a salare le sardine. Volevo dire, signorina, che io ho offerto, come austro-ungarico, alle province un salvataggio per, come si chiama quella di Susegana, l'Elettrolux. Sì.
Nessuno mi ha dato ascolto, né il presidente della provincia di Treviso, né il presidente della provincia di Vicenza, né il presidente della provincia di Padova. Se ne sono fregati. Io ho chiesto: posso darvi un'idea per salvare l'elettroluce? Allora, senta, sì, io le chiedo questo secondo... Sì. Ora, io mi congratulo con quei due signori vestiti di bianco che hanno detto delle cose giuste. Sa perché hanno detto delle cose giuste? Perché sono austro-ungarici. Dobbiamo metterci in testa che noi austro-ungarici stiamo mantenendo tutta la Borgonia e tutto il Ducato di Toscana. Mi creda, signorina, o si cambia, come hanno detto quella volta a Teano, chi è che l'ha detto? Garibaldi e Vittorio Emanuele II, mi pare. O l'Italia si riforma o una cosa simile o si muore. Noi dobbiamo staccarci dal Ducato di Toscana e dalla Borgonia. Va bene. E senta, noi diventeremo più forti di tutta l'Europa. Siamo già i più forti, siamo già i più, quelli che producono più di tutto. Grazie del suo intervento. Guardi, una unica e unità, non è così. va bene, ne parliamo di questo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Di questo la invito a telefonarci magari domani sera, ne parliamo in una trasmissione di politica in diretta proprio di questi temi qui. Comunque è importante, appunto, la tradizione molti telespettatori l'apprezzano, anzi ne sono anche strettamente legati. Questo volevo chiedere, questa aringa che voi presentate tra i menù, oppure magari anzi passiamo a lei, adesso non so chi può darmi la risposta, non presenta problemi di conservazione, proprio perché magari stiamo parlando al pubblico, come viene presentata nei vostri ristoranti, oppure se lei ha una modalità di presentarla, lei un'altra, ci racconti un attimo. Partiamo da questo esempio qua, dopo ci andremo a parlare anche dei formaggi, quali sono, e i vini che anche lì parliamo di Sombra Maggiore, insomma, di tutto rispetto. Qui vediamo anche dei loghi, vediamo delle foto. Voglio rassicurare io assolutamente i telespettatori, adesso con le moderne tecniche di pesca, barche che vanno fuori che hanno già i frigoriferi, i freezer dentro, eccetera. Quindi viene già abbattuta la temperatura. Viene abbattuta, c'è scritto, c'è una filiera proprio incredibile che viene addirittura anche dalle aringhe che vengono dai banchi di Terranova, dal Canada, eccetera, viene abbattuta per 48 ore assolutamente, viene portata in terra e viene poi leggermente affumicata, viene più o meno salata, viene messa in salamoia, eccetera. Quindi non ci sono problemi assolutamente zero, anche perché dopo, praticamente lei è cruda in questo momento, dopo averla portata a casa nel nostro ristorante, viene comunque cotta definitivamente, in svariati modi, chi in maniera tradizionale e chi in maniera più moderna. E qui si entra un po' nel concetto della cucina che non è ferma, non è un museo. Noi non cuciniamo più né con gli ingredienti di una volta, nel senso di ingredienti di condimento, per esempio, né, cioè si adopera. Ecco, il signore prima diceva che noi siamo austro-ungarici, però adoperiamo molto meno burro di quello che non adoperano gli austriaci, per dire, e lavoriamo molto di più con l'olio di oliva. C'è un adeguamento quindi alle esigenze del territorio. E qui tutto serve, la scienza medica e tutto quello che ne va dietro ci aiuta in questo senso. Insomma, questi sono i nostri corsi di aggiornamento, le cose che noi facciamo assolutamente. Quello che serve è che uno anziano come me, vecchio come me, dica la sua rispetto a una eventuale come si dice, alimentazione globalizzata di cui non sappiamo né la provenienza né, ma proprio in pratica, né la filiera, e che i giovani non si perdono in queste cose. Faccio un esempio semplicissimo. Sentiamo se i giovani si perdono adesso. No, faccio l'esempio dopo, sentiamo se si perdono. Vai con l'esempio, Gigi. No, gli do l'esempio semplicissimo, ma lui lo sa benissimo che ci parliamo tutti i giorni praticamente, non siamo concorrenti da questo punto di vista, perché questo è stato lo scopo anche di Ristolemene, eccetera. Cioè, parliamo di hamburger, benissimo, a Venezia si facevano le polpette dal 900 d.C. in poi. Parliamo di polpette, non di hamburger. Dopo, se è una polpetta grande, la chiamiamo hamburger, ma non è che ci hanno preso il piatto, lo sono portato in America, l'hanno rimandato indietro come hamburger, se lo sono inventati loro. Non so se mi spiego. Certo. Come giustamente il signore di prima diceva giustamente che molto della nostra storia agroalimentare viene dall'Egitto. Faccio un esempio semplicissimo, il pane. Gli egiziani sono stati i primi a cucinare il pane, che era una sorta di
poltiglia cotto in un forno rotondo con la cupola rotonda, che questo permetteva una lievitazione e l'evaporazione giusta dei lieviti, eccetera e via. E poi l'abbiamo portato, con i romani abbiamo portato in Italia. Ma lungo le vie del commercio, e Venezia qui insegna, e io più che dire che siamo austro-ungarici, io vorrei dire che siamo veneti, porca miseria, e per veneti intendo anche i friulani che sono i nostri vicini, eccetera, ma vabbè. Tocca di farsi la Serenissima, sì, per esatto, accontentare un po' tutti. Esatto. Lungo le vie del commercio abbiamo portato a casa dei prodotti e delle materie prime che poi in Italia si sono sviluppati, sono diventati caratteristici. Il pomodoro non esisteva in Italia prima della scoperta dell'America, la patata lo stesso, non parliamo del baccalà, ma ci sono 1000 esempi da questo punto di vista. Però adesso connotano la tradizione. Ma le nostre capacità manuali, artigianali, dalla tradizione a una cucina moderna, le hanno trasformate in oggetti ben specifici. Adesso stiamo vedendo le immagini del tavolo imbandito, che praticamente ha una sua connotazione ben precisa qui con noi in studio, un posto di rilievo. Allora, detto questo, noi torniamo naturalmente a parlare anche con giovani, perché è doveroso, quindi anche un po' un confronto tra modi di interpretare le ricette, come può essere fatto, subito dopo la pubblicità, tra poco.